Sant'Orso. È accusato di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito il vicentino di 30 anni denunciato dai carabinieri della stazione di Piovene Rocchette. Il giovane aveva rubato un portafoglio, un cellulare da un'auto a Sant'Orso e aveva iniziato a fare prelievi con il bancomat e diverse spese come l'acquisto di un televisore. Grazie alle telecamere di negozi e parcheggi l'uomo è stato rintracciato e denunciato. Vicenza, incidente ferroviario all'alba di questa mattina nei pressi della stazione di Albaredo sulla linea Treviso-Vicenza. Erano le 5:30 quando un treno merci si è scontrato di striscio con il locomotore di un altro convoglio. Nessuna persona è rimasta ferita, la linea ferroviaria è stata interrotta. Sandrigo, la polizia locale nord-est vicentino cerca il proprietario di questo bassorilievo ritrovato abbandonato in via della Repubblica a Sandrigo questa mattina intorno alle 10. Il bassorilievo è custodito negli uffici del consorzio di polizia locale in attesa di essere restituito al legittimo proprietario. Caldogno ha cercato di ottenere il rimborso dell'abbonamento a un parcheggio di Vicenza la donna denunciata dalla polizia per ricettazione e truffa. 42 anni si è presentata allo sportello mobilità di AIM chiedendo la restituzione di 50 euro, ma l'impiegata ha contattato il legittimo proprietario e scoperto la truffa.